perché se l'atomo è vuoto le cose sono solide? Lo scoprì Rutherford in un celebre esperimento del 1911, stava bombardando delle sottilissime lamine di oro con delle particelle alfa. Quasi tutte le particelle attraversavano la lamina come se fosse trasparente e alcune rimbalzavano indietro. Significava che l'atomo era completamente vuoto. Se una pallina da tennis fosse il nucleo al centro di uno stadio, gli elettroni orbiterebbero intorno al perimetro. E allora perché non attraversiamo i muri? Perché quel vuoto non è davvero vuoto? Perché in realtà il vuoto è pieno di campi quantistici, campi elettromagnetici. Sono le forze che si respingono e il principio di esclusione di Pauli che impedisce agli elettroni di occupare lo stesso stato quantistico a creare questa illusione, questa percezione del pieno che è vuoto e del vuoto che è pieno. Quindi il mondo è fatto quasi interamente di vuoto, campi invisibili e regole quantistiche. Capito?